un da rompi a scatole a queste tre persone che magari io ho anche robe più importanti da fare della vita, io convincio da chi da parlare solo ai pumi. I pumi rappresentano la nostra tradizione, non mancano frutti, ma sono gruppati a tutta una serie anche da storie, fuori via quella religiosa, no? Ma gruppati anche nel sistema di vita. In quei momenti di crisi, gruppati tutti i robi, probabilmente sono perduti proprio tutti. Anche, potrebbe anche essere che adesso ho avuto qualche possibilità di lavorare anche più. Quindi mi chiamo Marco Maffeo, poi io sento Roberto Desirò che è un appassionato, che non è pumi ma fino di altri robi, e quindi che porta la sua esperienza diciamo da hobbista, da appassionato. E poi grazie a Massimo Givonet che è il nostro socio, alla fine conosce il suo cugino che l'abita su un'azienda, e anche lì nel gioco che avevo fatto qualcosa, travagliare la terra, e quindi è un valore importante e che tratta Pumi relativamente perché l'encamin che l'invierà a fare asilo a Pumi, no? Tra l'altro stasera ti porta e poi erbi officinali e ortaggi. Quindi loro apportano le sue esperienze, no? Di vita, persone, appassionate, lavoro, no? A Zora un frutto che è il PUM. L'area 2 si stasera fino alla scuola Malva Arnaldi a Bibbiana, vicino a Pinerol, in provincia a Turin, ma l'enologo la ne ha un po' d'ugni perché aveva un problema familiare. Questa è una scuola particolare, una scuola teorico-pratica, che mussa, a cui vanno a frequentare questa scuola, a coltivare la terra, mi la dica in maniera un po' sintetica, parei, no? E con questo lavoro abbiamo abbinato un'attività commerciale, la produzione a zidro, il vino a pume, che lo chiamavo, io mi sempre chiamato. È stato un ottimo recupero da parte della regione, che era andato all'abbandono questa scuola, per inviare giù all'agricoltura e musei e lavorare. E tutto, quasi tutto, recupera quelle che sono i veggie varietà a PUM dal Piemonte. Sono 450 varietà più o meno. La stai in recupero fino alla via, soprattutto di veggie varietà, quelle locali, e in te che hanno fatto anche una roba decisamente intelligente, cioè al di là del recuperarlo, da fare la vinificazione, si parla microvinificazione perché i quantitativi sono pochi. Io sono venuto proprio un po' come appassionato e soprattutto come provocatore, no? Perché io faccio tutt'altro nella vita, però sono sempre stato appassionato di botanica inerente alle piante da frutto, alle aromatiche, tutte quelle cose lì. Da grande voglio fare il contadino, spero che un giorno ce la farò. L'upiant sulla Pulu, l'upianta buriana, l'upianta ciavasa. E allora attenzione perché sono tre terre diverse. E allora dovrei tre portenest diverse. Il PUM salvai al può arrivare fino a 250-300 anni, no? Ma è tutto proporzionato. Mi fa sempre fare, quando fa le cose a quadra, fa sempre fare il ragionamento di Pierre Masna, no? Campaign sai una spalla e fai portare dal paese. Da piccinino il carsà me caleca il podrà crescere s'al cresce e poi arriva per un bel momento che dura tanto. Abbiamo faticato a creare dei terrazzamenti per la coltivazione delle erbe officinali e in contemporanea abbiamo salvaguardato queste piante. Siccome appunto hanno già un'età ma non sono ancora in declino, abbiamo pensato di sfruttarle per il rientro economico delle varie spese sostenute facendo l'aceto di mele. L'aceto di mele in cui, lasciandomi al discorso che si faceva prima,
si riescano a concentrare molti principi attivi tramite la fermentazione e anche per la concentrazione. Non hai una mela solamente, ne hai più assieme.